Terza giornata del campionato Under 17 provinciali, ben ritrovati amici della Wii Sport, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Claudio Costanzo ci troviamo al centro di Milazzo pronti a raccontarvi del derby tra Gifra Milazzo e Don Peppino Cutropia. Da una parte la formazione di Mister Lamacchia uscita indenne dall'ultimo turno 2-2 contro il Franca Messana, dall'altra quella di Mister Romeo, anch'essa fermata dal pareggio con lo stesso risultato 2-2 contro il Gescal. Grazie all'ausilio delle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo, diamo un occhio attento ai rossoblu, padroni di casa del Gifra Milazzo: Trusiano, Liberti, Celi, Sterrantino, Vitale, Maio, Lagalia, Bucca, Russo, Di Figlia e Mazzara. Sembra tutto pronto al centro di Milazzo per iniziare. E il Don Peppino Cutropia ad aprire le ostilità battendo da destra verso sinistra. Alla prima occasione clamorosamente il Gifra Milazzo troverà il gol del vantaggio. Vediamo qui il possesso di palla da parte del Don Peppino Cutropia, un paio di passaggi rischiosi nella zona mediana, poi il passaggio all'indietro è praticamente un suicidio perché la Calia riconquista il pallone, entra in area di rigore, la Calia con il mancino in diagonale e il gol dell'1-0 del Gifra Milazzo. Sono passati 19 secondi dal fischio iniziale e la formazione padrone di casa è già avanti con il gol del numero 7. La reazione del Don Peppino Cutropia però è immediata, rimessa laterale, pallone in area di rigore, viene allontanato sui piedi del numero 8 Romeo che manda il pallone sopra la traversa. Dall'altra parte il Gifra ancora pericoloso, il pallone viene qui riconquistato in area di rigore, poi c'è confusione per il difensore Don Peppino Cutropia, viene praticamente servito la Calia che deve soltanto scaricare all'indietro per la conclusione che però finisce alta da parte del capitano che manda sopra la traversa. Calcio di punizione per il Don Peppino Cutropia sul punto di battuta il numero 4 Rando che manda il pallone alto sopra la traversa. Si resta sull'1-0 quando c'è un calcio d'angolo, il pallone in area di rigore viene allontanato dalla difesa del Don Peppino Cutropia sui piedi del numero 10 Di Figlia che manda la sfera però sul fondo. Il capitano non riesce a trovare la via del 2-0 quando c'è un calcio di munizione, pallone scaricato verso Romeo dai 30 metri. Romeo trova un palo clamoroso, fa tremare il centro di Milazzo, il capitano dei biancorossi che sfiora il gol dell'1-1, che sfiora il gol del pareggio. In ripartenza però la Calia può far male, qui si invola sulla sinistra a un avversario davanti, entra in area di rigore la Calia, il diagonale viene parato dallo Guercio che ci mette il piedone. Indicazione da parte dei due allenatori alle due squadre, vogliono di più in questo momento. Il Gifra con un calcio di munizione ancora pericoloso, subito la Calia mette dentro per il compagno, il colpo di testa, pallone che finisce tra le braccia di Lo Guercio. È stato in questo caso Mazzara a provarci, qui invece il solito Romeo che stoppa il pallone e va con il sinistro alla distanza, pallone facile per Trusiano. Tante emozioni in questa prima frazione, calcio da fermo dall'altra parte per il Gifra Milazzo, pallone che viene messo dentro da Di Figlia, deviazione, alla fine la sfera viene allontanata dal Don Peppino Cutropia sui piedi di la Calia che ci va con il mancino, manda però il pallone sul fondo. Ancora un calcio di munizione, sembra infinita questa prima frazione, ci prova con la conclusione sul calcio di munizione Lanza, manda però la sfera alta sopra la traversa. Finisce il primo tempo 1-0 per il Gifra Milazzo. Fino a questo momento la decide la Calia con il gol dopo appena 19 secondi di gioco. Primo cambio per Mister Lamacchia, sul terreno di gioco entra infatti Aliodo. La prima offensiva sarà però ancora della formazione del Gifra Milazzo con un immenso la Calia che mette dentro il pallone. Russo prova a girarsi in area di rigore, manda la sfera alta sopra la traversa. È soltanto il preludio al gol perché è ancora una volta in zona offensiva il Gifra Milazzo, pallone allargato sulla destra, tutto solo la Calia riceve il pallone, stoppa con il sinistro e con lo stesso piede fa secco il portiere avversario. Lo Guercio guarda il pallone infilarsi alle sue spalle e la doppietta da parte di la Calia e il 2-0 delle Gifra Milazzo. Sembra tutto facile in questo momento, entra anche Bellinvia al decimo del secondo tempo. Occhio però al Don Peppino Cutropia con Romeo che mette il pallone dentro, sfera che viene malamente messa sul fondo. È il turno anche di La Guidara al 13esimo, poi calcio d'angolo per il Gifra Milazzo e arriva la zampata vincente che vale il gol del 3-0. È arrivato Di Figlia col piedone mancino a metterci la zampata per il gol del Gifra Milazzo. La rete che porta, come detto, la firma di Bucca. Ora il Don Peppino Cutropia che però riapre il match in maniera clamorosa con questo calcio di punizione affidato allo specialista Romeo. Ci aveva provato in tutti i modi
il capitano della formazione Don Peppino Cutropia finalmente riesce a trovare il gol, prende il pallone, lo rimette velocemente a centrocampo, rischio beffa per il Gifra Milazzo, infatti qui Trusiano la combina grossa e il gol che vale il 3-2 clamorosamente in 5 minuti, l'area aperta, il Don Peppino Cutropia ora in rete con Camattari, occasione clamorosa, calcio di punizione, il colpo di testa, il palo, la traversa e arriva Trusiano che si ritrova il pallone lì, si salva il Gifra Milazzo al 23esimo del secondo tempo, una partita che sembrava già conquistata. Adesso il Gifra Milazzo deve riversarsi in avanti per chiudere il match, entra anche Bramante, c'è un calcio di punizione, pallone sul secondo palo, la Galia non riesce da ottima posizione a trovare la tripletta che avrebbe chiuso definitivamente il match, continuano a spingere i ragazzi in maglia rossa, Bramante all'improvviso con il destro, che gol ha fatto Bramante, si gira un fazzoletto e di controbalzo batte il portiere Loquercio e il 4-2, esplode il centro di Milazzo per il gol del numero 15 che viene assalito dai compagni, poker del Gifra Milazzo, mano all'orecchio per il neoentrato Bramante, un gol pesantissimo il suo, entra anche Vittorio Cambria sul terreno di gioco, poco dopo sarà il turno del numero 17 Alessandro Cambria, qui la combina ancora una volta in maniera negativa la formazione del Don Peppino Cutropia e allora in volata ringrazia la Guidara che chiude definitivamente il match al quarto minuto di recupero del secondo tempo, arriva il definitivo 5-2. Amici della Wisport, è tutto per la terza giornata del campionato Under 17 provinciale, il Gifra Milazzo vince per 5-2 contro il Don Peppino Cutropia, un cordiale saluto e alla prossima. Eravamo carichi di tutti gli allenamenti fatti e abbiamo ottenuto quello che volevamo. Dalla nostra postazione abbiamo avuto l'impressione che hai sonnecchiato un po' dopo il primo gol fino al secondo tempo, quando hai trovato la rete del 2-0, nonostante le doti tecniche e atletiche ti sei un po' anche accontentato, per così dire, la tua prestazione. Sicuramente puoi dare di più alla Gifra, non solo in questa partita ma nell'arco di tutta la stagione. Sì, speriamo che possa continuare così do tutto alla squadra, tutto quello che posso.